stampano soldi e prestano, stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità, non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa, non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito, è vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito? Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi cazzo li dobbiamo sti soldi? Scusate, a chi dobbiamo 2,5 milioni di miliardi che mi rompono i coglioni da 10 anni? Con stu 2,5 milioni di miliardi? A noi? Allora me li devo da solo, non voglio più un cazzo, siamo pari, vaffanculo. Cos'è? Va bene? È un sistema del debito. Questo è un sistema tremendo. Non riusciamo più a percepire. Se io adesso qui chiedessi a qualcuno che cos'è l'oro, hanno fatto rientrare tutti i canoni nei parametri rivalutando l'oro. Weigel, tedesco, ha rivalutato l'oro, noi abbiamo rivalutato l'oro di 3.000 miliardi sulla carta. Che cos'è l'oro? È una ricchezza l'oro. Siamo tutti convinti che sia una ricchezza l'oro, no? È vero, no, onestamente, dai. Allora, l'oro che cos'è? L'oro si prende facendo un buco in Sudafrica, in Turchia, oppure in Amazzonia. Quelli lì sono i cercatori d'oro. L'oro è una ricchezza. Questi sono, ecco, fermati lì. Sono 40.000 persone che fanno un buco per cercare l'oro. 1 chilo d'oro, 300.000 chili di rifiuti, 1 a 300.000. Rifiuti di cianuro e mercurio. La cosa col più alto impatto ambientale che esista in natura è l'oro. Va bene, però è ricchezza l'oro. Scaviamo l'oro, prendiamo l'oro in un buco e quando prendiamo quest'oro da un buco lo portiamo e lo mettiamo in un buco sotto una banca. Cioè, prendiamo l'oro da un buco a un altro buco. Cazzo, facciamo direttamente la banca sul primo buco e vaffanculo. Che senso ha? L'oro non è una ricchezza se lo prendi da un buco e lo nascondi sotto una banca, è solo un costo pazzesco. Sarebbe una ricchezza l'oro se lo dai ai dentisti che ci fanno delle cazzo di capsule, o agli orafi che lo lavorano, o agli elettricisti, ma se lo metti in un cavò, questi rivalutano nulla. Nelle banche non c'è più niente, non ci sono neanche i vostri risparmi. Oggi i soldi nascono dal nulla creati dalle banche, bip, con un computer, 1.000 miliardi in Messico, il Messico bancarotta. Bip, 1.000 miliardi in Thailandia, bancarotta. Corea, bancarotta. Indonesia, si mangiano le rupie. Jugoslavia, c'è un'inflazione come nel 30 in Germania, che andavano a comprare le sigarette con la carriola. Arrivano con la carriola. Può succedere domani mattina qui. Qui può succedere domani mattina. In banca non c'è più niente. Un agricoltore ligure aveva risparmiato tutta la vita, è successo 10 giorni fa. Mette tutto su un libretto, 600 milioni, tutta la sua vita, delle mani così. Entra in banca, non c'era mai stato in banca, non lo conoscevano neanche. Aveva risparmiato tutto su sto libretto. Entra in banca, deciso, mette il libretto lì, il direttore lo guarda e dice: cosa vuole? Vuole mica prelevare, mettere dei soldi? No, li voglio vedere. Ma come ne vuole prendere un po'? No! Li voglio vedere tutti lì. Casino, panico. Non c'avevano niente, hanno dovuto chiamare carabinieri, furgoni, rassellare nelle filiali 600 milioni, gliel'ha messi tutti lì, li hanno portati lì, lui è rimasto lì, lui l'ha guardato e ha detto: va bene, adesso li ho visti, me ne vado a casa. Se n'è andata a casa. Straordinario! Cazzo! Una volta si stampavano i soldi quando c'era l'oro nelle casse forti. Si stampavano i soldi quando c'erano i nostri risparmi a proteggere i cazzo di check o di carte di credito. Non c'è più niente. Stampano soldi e ce li prestano.